Salotto. Allora, signore e signori, benvenuti qui al salotto. Siamo dentro il lab, facciamo un applauso anche per scaldarci un po', perché qua la serata, diciamo, siamo nella vetrina aperta del lab, siamo in diretta streaming sul canale Corto Corto. Tutti quelli che vogliono rimbalzarci ci rimbalzino. Abbiamo comunque tenuto questa situazione anfibia, diciamo, non del tutto fuori ma neanche del tutto dentro, perché questa sera abbiamo dei gruppi che vengono un po' dappertutto. Abbiamo un gruppo che viene da Genova, che risponde al nome di The Five Faces, quindi tra poco sentiremo anche un po' il profumo del mare, io direi, perché vengono da Genova. Poi avremo la possibilità invece di ascoltare una band che risponde a un nome quasi, diciamo, marziale, perché loro sono Yvonne Spatten, e poi scopriremo meglio di che cosa si tratta, ma sono già pronti qui sul palco, pronti con i loro strumenti, e hanno soltanto bisogno chiaramente di un attimo di calore, perché insomma sono qua, sono giovani, sono pronti. Ladies and gentlemen, un grande applauso per i Bordeaux. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao. Benvenuti, benvenuti. Adesso poi faremo lo spelling del nome, perché uno può pensare che sia un nome così che prende così, riecheggia il vino, ma invece no, sono cose più chimiche. No, in realtà è che non lo sapevamo neanche noi e quindi abbiamo messo un H in mezzo. Meglio così. Giusto per rimanere Un H così. in mezzo, poi scopriremo meglio dove, però comunque c'è un H in mezzo, ecco, c'è un H in mezzo, signori, in questo Bordeaux, e quindi ci sono delle lettere che vengono pronunciate in maniera quasi afona, chi lo sa, magari delle pause che sentiremo nei vostri brani. Sì, proviamo a farle. Vediamo che cosa viene fuori, però siamo sicuri di sentirli qua dal vivo. Sono freschi di una nuova release che sta per uscire, quindi hanno fatto una cosa dal vivo, adesso poi ce la spiegate meglio voi in italiano, io lo stavo dicendo in esperanto, però adesso ascoltiamo il primo brano che si intitola Pirata. Pirata. Sì. Io ho pensato Piada, perché facciamo Piada no, ci stava, ma ci abbiamo stava. mangiato bene. Abbiamo mangiato bene, è vero, Ci ha fatto ringraziamo mangiare una pasta il con i lab. fiocchi. Una pasta con i fiocchi, il lab, il cuoco del lab, veramente thank you very much. Fateglielo voi l'applauso, se no dice che li ringraziamo. E con questa, che non è una piada ma è un pirata, signori e signori, entriamo nel mondo dei Bordeaux. Se fossi una donna sarei sempre struccata, se fossi una musica sarei una ballata, e invece sono me, sono un pirata, e invece sono me, sono un pirata. A me un po' piace sta vita malata, stregata, che sa di stupidata. Mi piace la sua pena strampallata, disorganizzata, ma ladrata. Mi sento a disagio al mattino, appogo la noia nel vino. Guardo i sogni da lontano, non m'avvicino. Se fossi una donna mi piace rifare e non lasciare mai andare via. Ti leghi, ti sleghi, ci pensi, ripensi e già sei mai stata mia. Faccio programmi al mattino, affogo la noia
pirata. Grazie. Bordeaux, questa era Pirata, un pezzo, adesso non so se fosse ispirato a Pantani, non so perché Pirata, no, non era ispirato a Pantani. No, è che Mandateci abbiamo qui. un batterista che va in giro a dire che è un pirata, che lui Ah, che- la vive in quel modo lì. È un po' più alla Vasco, no? Perché il Vasco dice voglio una vita spericolata e Sì. Dazio dice voglio una vita da pirata. Da pirata, così per che- carità, è una vita comunque di mare, ecco, Sì, sì, diciamo. di mare, È una vita sì, di sì, mare, sì. una vita un po' di contrabbando. Allora, a proposito di contrabbando, vogliamo a questo punto dire esattamente dove si mette l'H per il Bordeaux, perché è una cosa importante anche per chi eventualmente volesse sentirvi. È la terza lettera È- del nome. Del la nome, terza esatto, lettera. la terza lettera del nome, mi raccomando. Allora, questo è un pezzo che Pirata abbiamo appena ascoltato, fa parte di questa nuova release che state Sì. per lanciare? Sì. È praticamente il capo scaletta pirata. È capitato che cos'era, metà luglio abbiamo fatto questo live e il fonico ci ha registrato senza dirci niente e fondamentalmente ci ha fatto un po' un regalo di Natale in mezzo all'estate. Certo. Esatto, era Natale a luglio e niente. E poi abbiamo detto ma queste cose sono venute bene, cosa facciamo? Lui ci ha detto vabbè, se volete potete, se non volete non potete. Quindi diciamo voi è da luglio che state impacchettando questo stiamo- regalo sì, di sì, Natale, sì, se non ho capito naturalmente, male, che uscirà però poco prima di Natale, perché Poco prima di Natale finiamo di Di- pubblicare quello che va pubblicato. di presentarlo, va bene. Diciamo la title track di questo lavoro abbiamo scoperto che no, la prima traccia, non so se sarà È pirata, sì, che c'è già su YouTube, ha già c'è fatto già. un po' di giri, qualcuno Un po' di l'ha già sentita e poi adesso tra poco ne uscirà un'altra e a metà novembre arriva poi la terza. Sono tutti i pezzi che facciamo stasera però, perché sono quelli in italiano. Bene, bene. E il prossimo quindi come si intitola? Il prossimo pezzo come si intitola? Logica. Logica, chiaro. Logica, Il prossimo chiaro. pezzo si intitola Logica, signore e signori, i Bordeaux. Perfetto. E vengo a cena da te, o ci vediamo domani, ci prendiamo un caffè quando hai finito gli esami, o magari un bel tè, conosco un bar coi gattini, diamo un senso a questa città, quando hai finito l'università. Se ti va logica. E preferisci Just Eat o i ristoranti normali? Ci scambiamo i batteri quando hai finito gli esami. C'è la Champions stasera, ci vediamo domani. Poi battiamo le ali, apriamo le mani se vuoi. Se vuoi. Logica.
su casa e chiesa io che tiro attorno. Che poi cos'hai da guardarmi così? Vieni qui, resta qui. Ti voglio nei miei dischi. Ti voglio nei miei dischi. Ti voglio nei miei rischi. Ti voglio nei miei. Logica. Grazie. Logica. I Bordeaux qui al salotto, questa c'era qualche riferimento a Logical Song dei Supertramp? No. No, questo era l'amore in sessione esami vissuto da Andrea, il chitarrista. Ah, vabbè, proprio i fatti suoi, diciamo. Sì, proprio lui che ha scritto il pezzo. Beh, bravo. Questo è una sorta di confessionale, questo amore logico, va bene. E quindi non c'entrano niente di Supertramp, non è un gruppo che vi ha ispirato, io speravo di dire. Ma sono tra i miei gruppi preferiti, però non abbiamo potuto inserirli all'interno del tutto. Cioè, ci stava il tema, esatto, non ancora state sintonizzati sul canale Bordeaux, perché ne vedrete di belle, scopriremo magari anche chissà quali altre, diciamo, passioni per band. Allora, noi quindi proseguiamo nello sfogliare questo che sarà il vostro prossimo, diciamo, regalo di Natale, se possiamo chiamarlo così, questo album dal vivo che avete registrato a vostra insaputa a luglio e che invece adesso sta per uscire. Che c'erano queste canzoni, erano proprio nella scheda, c'era prima Pirata, poi Logica, no? L'idea, l'ordine è proprio un po' quello. Come sono rigorosi, Pirata, Logica e poi la terza che sarà Souvenir. Sono i pezzi che vorremmo far uscire, che sono appunto all'interno di questo release. Poi però ne abbiamo anche altri che invece sono in inglese, che sono i primi pezzi, sono quelli, perché fondamentalmente abbiamo iniziato, la storia dei Bordeaux è iniziata come un trio. E poi abbiamo inserito un bassista, che è questo qui con il basso marrone, che è arrivato in un periodo dove appunto avevamo un sacco di date e io non avevo più voglia di suonare il basso, ho detto no, assolutamente. Hai detto vabbè, passo la tastiera. Devo smettere di suonare il basso. E niente, no, a parte gli scherzi, abbiamo inserito e poi abbiamo fatto ancora una serie di date quest'estate. Mi ha detto forse ora che ci fermiamo registriamo, e poi appunto per quello dicevo è il regalo di Natale, per questa cosa noi vogliamo andare a registrare, poi è arrivata questa cosa e ci siamo detti tutti ora vanno a registrare, fanno cose super post prodotte, noi suoniamo così, facciamo sentire così, vediamo se funziona. È una cosa, diciamo, cotta e mangiata, esatto, un take away. Bene, allora il prossimo brano quindi è Souvenir, magari mi tiro su. Così ci tiriamo su con Souvenir dei Bordeaux. No, Cinigno? Attenzione, no, ho sbagliato a lanciare il pezzo. No, non è Souvenir, non tiriamoci adesso su. C'è Nino Maraviglia, no, è un altro pezzo ancora. Gli attenzione. sono perso nei meandri della scaletta. Ho capito, bellissimo. Quindi andiamo Bella invece diretta. in una vostra, diciamo, parentesi un po' più latinoamericana. Esatto, sì, spagnola, spagnoleggiata. Più spagnoleggiata. Questo è il Nino della Meraviglia. Nino Maraviglia. Nino, vabbè, poi scusatemi, la pronuncia non è quella giusta, però loro sono sicuro, sono il Bordeaux. Ce ne andiamo insieme a guardare l'aurora boreale e con te anche al freddo si sta bene, non ha importanza quanto freddo faccia nel mio cuore, ti vorrei addormentare e stringerti forte e non lasciarti mai andare, e non lasciarti andare mai, e che ho senza voglia di continuare
a sognare, tenerti per mano mentre impariamo a volare. In due si può fare, ti porto fra le arance di Siviglia, perché vorrei essere il tuo Nino Maraviglia. Ti porto fra le arance di Siviglia, perché vorrei essere il tuo Nino Maraviglia, perché non ce ne andiamo insieme, magari in una di quelle officine. Prendiamo una moto e ce ne andiamo in Provenza, fra il viola della lavanda e i sorrisi delle bambine. Stare bene non sta sempre bene, soprattutto stasera, soprattutto a quest'ora. Non lasciarti andare, non lasciare andare mai, perché ho tanta voglia di continuare a sognare, tenerti per mano mentre impariamo a volare. In due si può fare, ti porto fra le arance di Siviglia, perché vorrei essere il tuo Nino Maraviglia. Ti porto fra le arance di Siviglia, perché vorrei essere il tuo Nino Maraviglia. Sta sempre bene, soprattutto stasera, soprattutto a quest'ora. Dimmi che ti aspetti da me, che mi siedo con te, l'aspettiamo insieme. Ti porto fra le arance di Siviglia, io che vorrei essere il tuo Nino Maraviglia. Ti porto fra le arance di Siviglia, io che vorrei essere il tuo Nino Maraviglia. Nino, era l'ultimo pezzo che abbiamo... Bordeaux, questa Nino Maraviglia. Nino Maraviglia, sì, sì. Questo qua c'erano appunto delle deviazioni un po' più sudamericane, anche psichedeliche, diciamo. Sì, ci abbiamo provato a inserirle, non so come è stato il risultato. Quasi tropicalista come brano. Sì, abbiamo tentato di fare delle cose agli antipodi, psichedelia, tropicale, non so. Bene, mi Queste piace. cose. Bene, allora abbiamo ricordato queste vostre prossime uscite, ci saranno chiaramente poi chissà quali altre mosse che state programmando. L'importante è mettere l'H al posto giusto, Esatto, e come poi a quel sempre. punto vengono fuori i Bordeaux, ma proprio quelli lì, diciamo, non il vino. A questo punto, per salutarci, che cosa abbiamo? Abbiamo qui? davvero souvenir per Abbiamo. salutarci, che è la chicca. Sì. Addirittura il bassista diceva dulcis in fundo e... boh, Dulcis in fundo, speriamo sia davvero un dulcis in fundo. Tra l'altro ci devono dire se sto dulcis in fundo è o non è piaciuto, per andare in semifinale col Tour Music Fest, che è un contest al quale abbiamo partecipato. Sì. La semifinale sarebbe nazionale e si tratta di andare a Roma. E abbiamo portato souvenir e non sappiamo ancora se o se non dobbiamo andare, speriamo di sì. Noi facciamo il tifo per voi, speriamo che possiate andare nella capitale e adesso ci gustiamo questa souvenir dei Bordeaux. E il frigo pieno di scuse per
portarti fuori a cena e tu non dire di no, ti prego non dire di no. Ho il frigo pieno di scuse per portarti fuori a cena e tu non dire di no, ti prego non dire di no. Che ci possiamo fare se la stazione è un centro commerciale? Che ci possiamo fare noi che siamo cresciuti fra il Bronx e l'ospedale? Tu lo sai che Torino è più bella la notte quando è buia come qua, e lo sai che Torino è più bella la notte quando è buia come qua. Fate un applauso a Dario, che anche lui che è Albertigno e Nando. Ho il frigo pieno di scuse per portarti fuori a cena e tu non dire di no, ti prego non dire di no. Ho il frigo pieno di scuse per portarti fuori a cena e tu non dire di no, ti prego non dire di no. Che ci possiamo fare se la stazione è un centro commerciale? Che ci possiamo fare noi che siamo cresciuti fra il Bronx e l'ospedale? E lo sai che Torino è più bella la notte quando è buia come qua, e lo sai che Torino è più bella la notte quando è buia come qua. Questo pezzo qui dovreste battere le mani se aveste voglia con lui che comanda la situazione. Grazie, dammi l'ok. Ok, adesso. Ok, ecco così, come fa lei, Grazie. Ricordami, tu tienimi nel cuore come fai coi souvenir. Ricordami, magari in bianco e nero come i nostri film. Ricordami, tu tienimi nel cuore come fai coi souvenir. Ricordami, magari in bianco e nero come i nostri. Grazie che ci siete stati. Belli voi. Grazie mille Bordeaux. a te che
Con fatto questo applauso venire salutiamo qui. anche quelli che ci ascoltavano in streaming, che erano almeno una decina. Adesso facciamo un brevissimo cambio palco perché tra poco continuiamo con Yvonne Spatten. A fra poco. Ciao a tutti.